Allora, c'è state? Mi sentite? Allora, fermi tutti. V'ho beccato. A chi? A voi due. E tu chi Finalmente v'ho beccato. Io non me vedo. Perché Io sì. No, perché io col telefonino. Ma c'è il cappello dritto però. No, Italo. Italo col cappello dritto non si può vedere. Esatto. Adesso sono io. Mo' è Italo. Prima era uno stupido imitatore. Volevo dirvi, avendovi beccato adesso qua in mezzo a ma tutte ce lo queste dici? cose, Non ce lo dici? Sì, ce lo dici. te lo dico. Però tu stai coglionando la mia attività, eh? Io vedo che tu mi prendi in giro. Ma con chi ce l'hai io? E sta più per culo. Con chi ce l'hai? Io non so chi indichi. Se al cugino. Allora, così indico te. Così indico Alessandro. Così indico a tutte e due. Esattamente. No, vabbè. Avendovi beccato qui, no? Finalmente ci risentimmo dopo tanti anni. Non è che c'avevo tanta voglia io, comunque. Vabbè, sempre vamos. No, mi serviva a me. Mi serviva a me, esattamente. Perché no, perché ultimamente mi sono guardato allo specchio e ho detto, come sono vecchiato, quanto tempo è passato. Poi, vedendo voi, ho detto, ma pure per l'arte. Mica solo allora, per me. No, raga, dai, io sto andando in depressione, quindi mi servite. Sì. Che domanda? So quello più anziano? Sì, sei un boomer. Mi dovete aiutare. Esatto. Ne serviva uno buono, mo ce ne due, pensate. Esatto. No, anche perché, diciamo, fare questa testata con 3 coglioni non è proprio facile. Cazzo. Perché al massimo può essere 2. Non mica tutti. No, stai fuori vista. Ieri possono essere pure 3. Presidente del governo e 2 vicepresidenti. Hai visto? Lì c'è proprio una squadra dei coglioni. Avanzano. 3 riduttivo, 3 riduttivo. Come mio nonno, se c'era 5 palle era un flipper, no? Esattamente. Allora, da che c'è bisogno? Che vuoi fare? Che vuoi? Che te sei? Ho bisogno di parlare con qualcuno. Sì? Di chi? Di chi vuoi parlare? Che ci vuoi raccontare? Voglio parlare che vita ho fatto. Che vita hai fatto? Nel senso che io ho fatto una vita di merda. Una vita di merda, mamma mia. E allora cercavo delle persone che avessero fatto una vita di merda più di me. Che ha chiamato a noi. Mi è venuto così, spontaneo. Mica te la sarei presa a male. Che te la sei presa a male? Non te la sei presa a male. Stiamo un po' tutti già a pensare passato. L'altro giorno parlavo con il bastardo, il cugino bastardo dall'altra parte. Sì. Parlavamo dei inizi da Baby Rayos, penso. Perché c'è ancora i dischi, quelli vecchi, quelli rotondi. Guarda che ti ha tirato fuori. I conosci? Tu ce l'hai. No, allora, era un attimo disattento perché guardando Alessandro vedo che Alessandro attorno alla sua immagine c'è un'aureola. Alessandro, ma tu stai ancora tra noi? O stai trasmettendo da dove? Io sono sempre stato santo. Ma a me la luce mi è diventata verde, ma perché? Che è quella manina lì? Oh porca zozza. Alessandro alzerà. Sì, perché funziona. No, ragazzi. Funziona che quando alzi la mano succede che esce fuori la manina come ti ho alzato la mano. Bastardo, ma tu la vedi l'anima intorno a mio cugino? Giusto sì, pure si vede so coglione. Se faccia così che non è c'è il pugno. Il pugno che ha preso nei muschi. È il pugno ha preso la mosca. Faccio così. Vabbè, insomma, ma perché ci volevi parlare, insomma? E v'ho chiamato. Poi te, ecco, mi tiri fuori se copertine così, io non so se andare in brodo di giuggiole o in una giuggiola di brodo.
e per cui Ma tu non c'eri quando c'era Nick Project, tu non c'era un bello, ma c'eri? O sì? C'eri? Ecco perché poi non sono mai più avanti. Esattamente. Perché sono durati un anno. Allora, proprio ci fu uno zotto in quel teatro, proprio sono venuto io, loro hanno fatto questa zotto, bruciato. Prendi, mo ci devi raccontare, cominciamo a raccontare sta storia perché io voglio sapere, io ero piccolo. Perché lo sapete? Voglio sapere. Devo rivangare questo passato, devo rivangare questo passato. Cioè, che cosa vuoi sapere? Che voglio sapere? Che quando tu sei entrato, i Pink Floyd sono morti, i Pink Project sono morti. Anche qualche Pink Floyd. No, allora, quelli già saranno separati. Vorrei metterti in guardia, ragazzo, perché se io parlo, se io poi dico le cose, io taccio. No, tacci tu sai con me che tacci. Vabbè, ma sono i nostri, tacci nostri. No, io parlo, che faccio? Poi di che cose? Scopre un Artarini e poi esterna. Cappetto. Esterna. Vado in esterna? Vai in esterna. Chi è che fa in esterna? Aspetta. Come uomini e donne, no? È una trasmissione del cazzo, proprio. No, una trasmissione è merda. Dice vanno in esterna. Dice vanno in esterna. Col freddo. Ma cazzo, esterna, no? Perché me lo chiamano a me in esterna, scusa? Qualcuno in esterna la deve fare. Chi si ricordi di Project? Io mi ricordo. Tu hai cominciato con il Project, no? Quando sei entrato in Baby. Sì, ma non esattamente quel disco lì. Ale, ma chiudi adesso qua la finestra. Cazzo non la sta a fare? Oh, ok. Io rimango tutta la diretta così. No, dai, non vorrei che poi ti ingessassero. Dai, non volevo. No, io sono entrato nel maggio del 1983 e stavano preparando avevano già fatto un altro disco, mi sembra. C'era un'altra formazione e stavano preparando un live. E stavano Maggio del 83. Che c'erano già i liverpoolesi. Sì, e gli abitanti del Liverpool si chiamano John, Paul, Jeffrey, Ringo, Star. No, Ringo, Bingo. Parlavo degli liverpoolesi più conosciuti. No, Bingo e Bingo. Sì, c'erano quelli di Liverpool. E io ricordo bene che c'era il chitarrista che mi sembra che si chiamava Dave Sumner, il bassista che non mi ricordo come si chiamava. Quelli mi ricordo che dovevano far parte, credo, della formazione di Primitives di Mal. Ok, però questi nascono l'anno prima. Sì, nascono l'anno prima, ma io non c'ero e quindi non ho. Che se tu non c'eri non potevano fare niente, non è che. Oh, io ero piccolo, però. Figurate io. Non c'è. Al latte stavi? La Baby Records già era in auge da qualche anno, già aveva fatto grossi successi. Questo era un esperimento. Era andato bene il primo 45 giri, quello che ha fatto Federico, prima che si anchilosasse il braccio. Basta, metti giù, tira su, ritira su, metti giù. Bravissimo. Giù. E quindi era andato bene sul primo 45 giri, avevano fatto il secondo e stavano sperimentando. Adesso la musica? La musica non si sentiva? Ma senti tu perché fai così? Io vedo che c'è la musica.
Ma Nasen? Ma non capisco perché si sente. Sotto al tavolo. Si dovrebbe sentire la musica. Dove stai, alla Casa Bianca? Chi ti è venuto a trovare? Monica Meloni? Ma tu la conosci la storia iniziale di come chi ha avuto l'input per creare sto miscuglio che ha funzionato tanto tra l'82 e l'83 in Italia, ma anche nel resto d'Europa, perché in Germania andavamo forte. Sì, vabbè, era frutto di musicisti italiani e anche storici. C'era Zanotti, c'era Pulga e c'era Giombini, che ritroveremo più avanti come persona molto importante della Baby Records, con un altro artista. Giombini era non me lo ricordo, ma non mi ricordo che Pierluigi Giombini era il musichiere di Gazzibo. Ecco, cazzo, lo era io. Oltre ad aver fatto La Dolce Vita, e quindi per Gazzibo fece Masterpiece dal punto di vista proprio strettamente tecnico-musicale, e i pezzi funzionavano, sia Dolce Vita, sia Masterpiece, sia quello che venne dopo, che era Like Chopin, con quello proprio quello in tutto il mondo, proprio in Giappone addirittura. Parlando di Gazzibo, vabbè, mo siamo un po' pure fuori. Parlando di Pink Project, Telephone Mama funzionava benissimo. Pure Telephone Mama, sì, certo. Funzionava bene. Però in quell'occasione io una cosa di Radio Gaga fu Telephone Mama, lì fa un po' Freddy che disse c'è Radio Gaga, noi famo Telephone Mama, e si inventò sta cosa alla grande proprio. Le genialità del signore erano spettacolari. Ma era una persona terrificante. Oddio, perché quando c'era lui in giro c'erano dei silenzi proprio preoccupanti, e infatti proprio in quell'occasione che provavano Algerini, i Pink Project, c'erano questi che stavano provando i costumi, musiche, tutto quanto, luci, e venne pure un ragazzetto che comunque si faceva chiamare il professore, e me lo ricordo perché andai a prenderlo io al treno quando arrivò con la compagna, lo chiamavano il professore, e venne perché doveva inventarsi la costumistica, e gli ha messo addosso i jeans neri e una maglietta nera fine. No. Ora, tutti i giorni praticamente. sì, in pratica sì, sotto c'è sta cosa qui. Pure mi ricordo le scarpe da ginnastica che portavano erano delle Superga che noi pitturammo de nero perché dovevano essere tutti neri. Con spray? No, proprio una vernice, proprio tostate proprio. Una zozzeria proprio. Comunque provarono, giorni e giorni provarono, e fino a che non venne quel fatidico giorno di maggio in cui scese a Roma Freddy Najjar per vedere diciamo la prova finale. Quindi erano tutte prove dal vivo quelle che c'erano lì algerini? Sì. Era in visione di un futuro tour? Perché loro devono partire con tour. Con tour, sì. Sì. Ma erano già con le maschere, nel senso quelle del Ku Klux Klan, o le maschere quelle dei no, quelle tipo stile Ku Klux Klan erano. Ah, mamma mia, parlo come il ministro Urso. Ku Klux Klan. Erano l'anno prima. Le prove vennero fatte con delle maschere da mostri, proprio delle maschere. Quasi. Sì, che lasciavano scoperto solo la bocca. Queste papà a casa mi mettevo, se sudavano di petrolio. E insomma, vabbè, provarono, prova, e venne sul giorno qui che scese il grande capo, Freddy Najjar. Quindi erano presenti anche altre persone, tra cui quello che probabilmente doveva essere l'agente
che curava il tour, che era Dino Vitola, e poi Dino Vitola poi lo vedemmo più avanti a Domenica Inn, era un po'... Sì, lavoro molto anche con Vasco. Sì, ma lui Vasco si è inventato lui praticamente. C'aveva i migliori in quel momento, Sì. Lui c'aveva i migliori. E quindi c'era nel parterre a vedere questa prova c'era Freddy, c'era Dino Vitola a fianco, c'era il nostro Giulio, e c'era Lillo Favola che lavorava già in Baby Record prima di me, e insomma c'era una bella rappresentanza. Insomma, c'è questa prova. Pronti e via, si spengono le luci e parte sto concerto che durava circa un'ora. Ma bello, fatto di luci, fu musica vera, perché quelli sapevano suonare. Mica non stiamo a parlare di Fedez e compagni da adesso. Chi? Fedez. Federico. Fedez. Citofono. Sì. No, che ne so, dicono. E quindi era gente veramente in gamba. Solo che alla fine di sto concerto in cui questi poracci avete provato voi stessi le maschere sotto come si usava, pensa con ora di concerto sotto le luci, e erano stremati, erano morti. Ma erano accondizionati i vestiti? Condizionati? Erano pure neri. Loro dai vestiti. C'avevano i ventilatori. E insomma finisce sta cosa che io la trovai pure bella, insomma, dal mio punto di vista, che allora avevo 23 anni. Era qualcosa di diverso. Sì. No, per carità, i concerti visti con i laser, la stagione dei laser la aprirono i Pooh nel 78, i laser nei concerti. Però, in Italia, ovvio. Vabbè, io il paese straniero che ero stato era stato il Vaticano, mi sembra. Ah, sì? San Marino. Proprio un piano. No, sì, San Marino. Sta fuori d'accordo. Per cui niente, vabbè, fanno sta prova, finisce sta prova, si accendono le luci e tutti gli sguardi furono rivolti verso grande capo Freddy Najjar. Immagino proprio io a un certo punto ho detto, questo sarserà e darà benedizione a qualcuno, che ne so, io non lo conoscevo sto Freddy Najjar ufficialmente, e mi presentò Giulio, ecco, poco prima che cominciasse il concerto, dice no, questo è Roberto che lavora in Baby Record, e io dico sì, è già una settimana buona che ce lavoro, come per dire, guarda, già mi hai pagato una settimana. Eri raccomandato te? Abbastanza. E quindi sì, ma ero raccomandato, però io avevo preso anche una bella delusione per colpa della Baby Records. Ero andato proprio in crisi per colpa della Baby Records, perché io avevo registrato un intero LP di mie canzoni con la mia musica, con le mie parole, ho fatto tutto io. Faccio sta cassetta e la do a Giulio. Questo era successo un paio d'anni prima. Quando gli ho dato la cassetta, e dopo mi ha restituita. Me l'ha ridata Giulio, mi ha ridata, ma manco l'ha fatta sentire. Già sarà reso lui conto di quello che poteva essere quel prodotto, e quindi lui che capiva un cazzo di musica, però pensa, non capiva un cazzo di musica. Pensa, se capiva, secondo me piava manca la cazzetta. Ci sono stato molto male per questa cosa, quindi la Baby Record me lo doveva assumermi, quindi vabbè, mi presentò, fecero sto concerto, tutto bello, botti, rischi, i fuochi d'artificio, finisce, si accende la luce, tutti guardiamo Freddy, silenzio, io non ho mai sentito un silenzio così, non mi ricordavo manco in chiesa, specialmente dopo un concerto. Sì, dopo un concerto, sto silenzio così, Freddy fa: è una cagata.
Cioè, lì è proprio la disperazione decine e decine di persone che si erano proprio buttate su sto lavoro, che avevano sudato. Credo che qualcuno pure del gruppo è svenuto sul palco lì perché già era andato giù depressione, quindi ci furono dei mancamenti sicuramente. Giulio, che probabilmente conoscendo il soggetto rideva sotto i baffi, ma proprio perché c'aveva i baffi, quindi rideva sotto i baffi come per dire guarda questo come se ne è uscito. Cioè, hanno sbiancato tutti e non se ne fece un cazzo, ma vi dico ragazzi che furono spesi bei soldi per fare. Esatto, stavo per dire quello. A quei tempi hai affittato un teatro per 3 giorni, 3 giorni. No, di più. Di più. 3 settimane. 3 settimane, capirai. Sì, non so se è passato Fred Mogusto da quelle parti che poi ha detto 3 settimane, non mi ricordo, però furono spesi bei soldi, sì. E andò tutto in fumo, proprio senza appello. Dice, ma sai, sistemiamo qui, dice no, fa proprio schifo tutto. Poi chiaramente non si fece più niente con il Project, perché dopo il disco d'83 no, sono proprio finiti i Pin Project pure lì, nello stesso giorno. Non se ne parlò più. Gli album furono 2, Domino e Split. Split fu del 1983. Split. Allora fu il secondo. Domino fu il primo, Split fu il secondo. Split non me lo ricordo proprio. Split proprio non me lo Era ricordo. targato Baby Records, dove c'era Hypnotized, Stand by Every Breath. Ah, questo qua, ma sì, ma questo mi non hanno visto manco chi ha fatto, ha visto sentito sto disco. E fu l'anno che fu l'ultimo che usarono proprio queste marche, che infatti stanno pure sul logo. Queste marche. Mm-hmm. Certo. E poi però facevano più effetto vestiti da Ku Clan che da sì, pure per me. A me piacevano più vestiti da. Ma ti facevano più effetto o ti facevano più schifo? No, mi piacevano di più. Proprio. Insomma, meno schifo. Famo stile settimana santa in Spagna, che usano gli stessi vestiti, a volte pensano che sono del Ku Clan, ma sono solo penitenti. No, guarda che comunque se vai a Taranto una settimana santa ci stanno i misteri, che so gente incappucciata che cammina scalza, fa finta di pentirsi, queste cose così. Addirittura quelli che portano una specie di Cristo sopra, sono posti pagati, strapagati, ma per esempio mi ricordo che c'era un commerciante che faceva il pesciarolo, cioè un mare d'esordi, ma era pure un delinquentone, e ogni anno lui si metteva lì perché così espiava le colpe, secondo lui, capito? Vabbè, c'è sta, dai, in fin dei conti è quello, si tratta di quello, fa tutto l'anno che cazzo vuoi e poi come tutti. Vabbè, io non ne spiro, io faccio solo cazzate e poi non ne spiro, io ormai accumulo. Ah, perché tu fai cazzate? Sì, no, io non ne spiro, io me ne tengo tutti. Io solo cose serie, ecco perché non mi sento un peccatore. Ah, no, ok. No, io so cose proprio serissime. Quindi, però, ecco, quello fu il primo episodio mio da Baby Records, sono andato da Baby Records, sì. Cioè è non un'odissea, è neanche un'Iliade, è una leggenda sicuramente, quella della Baby Records. Tu sai, mi ha ricordato l'altro giorno il cugino bastardo che io ricevetti, era l'anno dell'83, ricevetti di regalo dal tale, come si chiamava? Derek Wilson, che faceva appunto parte dei Pink Project fino a che ha detto basta, me ne vado. Mi regalò la maglietta del Liverpool. Ti poteva fare i cazzi sua. Un dolore atroce. Come è andata a finire? Simpatico. Ancora lo sto a cercare. No, bravi ragazzi. Poi ti ripeto, erano bravi pure a suonare veramente. E chitarrista soprattutto mi piaceva molto, insomma. Però è quell'episodio finale che determinò la morte commerciale. C'avevano un futuro. Pink Project, Per me ci avrebbero potuto avere un futuro.
A me non dispiacevano. Era una bella idea, era un bel progetto, secondo me. Era un pink project. Era un pin project. Era un pin project. Il grande Italo. No, vabbè, i progetti lì erano tanti comunque. La Baby Record in quegli anni era in auge, forse era la miglior casa discografica. No, forse no, detta da tutti, la migliore in quel momento. Vabbè, se tu chiaramente se parli con l'altro, ma che la vuoi mettere con l'RCA? A parlare di tutt'altra cosa. A differenza era il discorso del catalogo, non come tanto come discografica, perché poi se andavi a vedere, io che ho lavorato comunque al negozio dei dischi, andavi a vedere il catalogo di CBS, il catalogo EMI, quello è il catalogo in discorso, ma come casa discografica e quello che produceva lasciava una pista a tutti a quel periodo. Catalogo è una cosa che tu c'hai in catalogo, CGD, cioè Baby Records faceva parte del catalogo GGD e era comunque distribuita da CGD. Una cosa la distribuzione, una cosa la casa discografica. Però io ti parlo proprio di metodologie di lavoro. Sì, ma senza ombra di dubbio, Robby. L'RCA sembrava addirittura un ministero per come era strutturata. Esatto. E bruciava un sacco di persone. Faceva delle cose così, poi se vedeva che andavano bene, allora dite, oh cazzo, questo è andato bene, e proseguivano. E noi in Baby Record, quando avevamo un soggetto, una cosa, un progetto proprio da far partire, ci mettevamo anima e corpo. Le giornate duravano 27-28 ore, e incredibilmente c'erano 3 ore legali, le facevo solo per noi. Lavoravo al discoteca Laziale quando uscì Albert One, Alba Parietti con chi era Alba Parietti? Ha fatto un 45 giri con Alda Giovanna e Giacomo. Alba e Emi e Alba. Esatto. Lui era un capellone, capelli lunghissimi, lui più lunghi da Parietti ce l'aveva. Emi e Alba. Guarda un po' là. Era 1985 però lì, Sì, c'era 85. Io lavoravo a discoteca Laziale. Si siamo tutti fermati, si è bloccato tutto qua. Tu ti sei fermato? No, io ecco, sono tornato. No, io mi ricordo Alba Parietti, però fece un pezzo da sola, perché mi ricordo che la portammo a una trasmissione, era da sola. Andammo giù, c'era pure Ale, c'era Giulietto, c'era Denarro, che stavamo giù. Nel Salento, dove era? No, nel Cilento. Nel Cilento. Ento sì, ma era era Ento, però era Cilento. Perché era lì a Marina di Camerota, o da quelle parti. No, però io mi ricordo questo. E Alba Parietti che aveva fatto? Only Music Survives. Che da sola. Ragazzi, Alba Parietti stava talmente sola che gli hanno mollata Robby insieme a me nella stessa stanza mia. Guarda, mo chiamava Parietti, può smentire in qualsiasi momento, Ti posso pure dire che se glielo dici, ma ti ricordi? Lei non si ricorderà un cazzo. Sicuro. Comunque dormimmo insieme. Addirittura. Io e l'Alba Parietti. Addirittura. Una notte indimenticabile. Derussate. Non lo so, non mi ricordo niente perché dormivo. Tornando al discorso della Baby Record, possiamo parlarne proprio in maniera è stata non una cometa, o forse sì, perché ha veramente illuminato il discorso, il panorama discografico dalla fine degli anni 70 fino alla fine degli anni 80 in dal maniera 78 fino al 90, anche un po' 90 prima, sicuro. Anche un po' prima. 76, 77 fino al 90, 88, 89, 90. Ragazzi, rendiamoci conto.
i nomi che hanno attraversato la Baby Record: Ricchi e Poveri, Albano e Romina, Toto Cotugno, Toto Cotugno, Stefan Schlax, Steven Schlax, Rondò Veneziano, Gigliola Cinquetti, Peppino Di Capri, Gazzibo, Drupi che adesso fa 50 anni di musica, Gazzibo, Gepi, e cioè tutta sta gente vincendo i Sanremo, arrivando, c'avevamo più secondi posti noi che a Roma, per cui è stata una cosa veramente, veramente forte, e con un sacco di storie dietro, con un sacco di storielle dietro, anche perché c'aveva certi personaggi che, tipo Pupo, che insomma ne facevano di cotte e di crude, ma gli altri non è che ne erano da meno, Tutta brava gente. Ne vogliamo parlare? No, noi parliamo. Ne vogliamo parlare? Parlare. Sì, che ne parliamo. Certo, anche ne parleremo. di chi ormai non c'è più, a me mi frega niente. A me se mi dici una cosa e qua mi entra e qua mi esce. È così che deve essere. Sì. Diciamo, però, ho capito, ma sa fatta. Mica si è portata appresso. Alcuni hanno dichiarato le misfatte che hanno fatto, alcuni. Sì. Alcuni. Alcuni. Altri no. No. Sì. Ma io vi so. Sì. No. Io vi so. Ma le dici? Te devo portare arancia da qualche parte poi. Probabilmente. Vabbè, ma noi che già c'ha arancione. Già c'è la divisa da ma già sto in gabbia. Esatto, non te ne sei accorto. È una sorta di prova che sto facendo, Esatto. per vedere quanto resisto. Per cui al giudice poi gli dovrò dire più di 5 anni mi può dare, perché a 5 anni e 2 giorni vado in escandescenza. Pensavo andassi in pensione. Chi? Pensavo andassi in pensione, ma no, su, quindi. Dopo 40 anni di carcere va pure in pensione. Se casca sto governo può essere che qualcuno di noi ce va in pensione. Vero? Se continua a governo startranno, la pensione viene spostata agli 85 anni. No, fra 2 anni di più 85 anni più IVA. Esatto. 85 anni, 6 mesi e un giorno. Sì. Capito? Annacci tu. Oddio. E quindi niente, vabbè, quindi al prossimo disco che trova il dottore Gugi Bassardi. Sì, ce ne stanno, ce ne sono molti. Sì. Dacci un'altra chicca così al volo che ne parleremo, dai. Aspetta, vediamo un attimino, perché ce l'ho volendo qui al volo, ma non devo andare, se no mi devo rialzare, andare là un'altra volta, no, per carità. No, non lo fa. È da tua proprio, no, guarda, non mi sembra il caso. Esatto. È per mia, mi pare il caso. Provale da Alessandro, guarda. Da Alessandro, vabbè, se può venire lui, camera da pranzo. Paolo Barabani, buon Natale. Paolo Barabani. Abbiamo dimenticato di dire Paolo Barabani. Esatto. Voglio dire, il famoso pop somarello. Belle storie. I fratelli La Bionda. I Siculi, come no? I fratelli La Bionda. Di sound, insomma, musica che in discoteca pompava la grande. I Bombers. I Bombers. Ispurgo. Troppi ce ne so. Aspetta, cantavano in Spargo, cantavano? Non c'è One for you, one for me. Di sound. Sto rincoglionito. Te ne dico un altro. Gilbert Montagnier. Gilbert Montagnier, a modo che quello era artista, vero? On va o Just for Tonight, insomma. I The Kid con Don't Stop. I Toast? The Kid. Quella dei Toast
Quella dei Toast è dei cosi o dei E Queen? quelli che facevano No, questi erano i ma Masquerade, quello era Guardian Angel. Masquerade. Quello sì, stavo a cantare per quello, per farti ricordare. Guardian Angel. Quelli erano i Guardian Angel. Sì, no, quelli erano i Masquerade che cantavano Guardian Angel. I Masquerade cantavano Guardian Angel. Ma aspetta Federico. Prima, innanzitutto fate vedere perché, cioè, Chi... orecchie ce la pulite, benissimo. Sì, guarda. Aspetta Federico, bisogna fare attenzione quando a dire troppo. Quelli cantavano questo, quelli cantavano quell'altro. Sì, vabbè, quelli sì. cantavano un cazzo. Quello è vero. Te lo dico io. Perché i cosi Masquerade? E perché il nostro denarone? E perché il nostro Eddie Huntington? Azzo Eddie Huntington hai tirato fuori. E poi un giorno vi dirò che figura di merda ci hanno fatto. Cantavano per tutti. Tom Hooker cantava per tutti. Tom Hooker cantava per tutti. Tom Hooker, sì. È stato il cantante più prolifico da Baby Record, ma anche il più sconosciuto. C'è solo un disco, mi pare. Poi vi racconterò che figura di merda ci fece fare Eddie Huntington. Cioè lui, insomma, lui c'entrava a cazzo. Beh. Lo spilungone. Era Marimola, sì. Febbre da cavallo, là, che? La faceva. Febbre da cavallo. E niente, de cose ce ne stanno. A voglia, a voglia. Se ti dico qua, ti ricordi di Chimera? Chimera, quella maschera, la maschera da gatto, che è tutta pitturata da gatto. Ma quelli erano meteore, nel senso facevano il disco e poi finiva là, insomma. Sì, certo. Vabbè, comunque Sunshine Reggae era firmato For Sale. Sunshine Reggae? Sì. No, non era nostro. No, era For Sale, che era roba di Freddy. A For Sale era roba Baby, difatti alcune cose di Pin Project sono For Sale e altre Baby. E come sto vedendo adesso, Sunshine Reggae era For Sale, che era roba Freddy. Poi ce ne stanno tanti che proprio non mi ricordo. Una volta doveva venire una cantante svedese. Irofo. Una cantante svedese che non mi ricordo come si chiamava, né che disco aveva fatto, proprio non mi ricordo. Che era una capellona? Bionda? No, aspetta, sono all'aeroporto. Ha detto, te pare che una svedese non la riconosco. E invece l'ha riconosciuta. È una ragazza di colore. Chiaro? A quei tempi non era facile, no, non era facile, no. Non era facile. Era una ragazza di colore. Quando cazzo la trovava all'aeroporto? Porella. Un'altra volta che venne una, non so se c'eri pure te, Federico. Vabbè, parlo con orecchio di Federico. Senti, orecchio di Federico. Ecco. Non mi ricordo se c'eri anche tu, perché gli facemmo la ripresa a studio, in ufficio, una ripresa a telecamerina, che Freddy fece fa un disco a sta ragazza, che poi prima o poi lo becco il nome, e gli fece fa un disco, questa venne in ufficio, era incazzata come una bestia, venne col padre, cioè il nome straniero, no? E parlava inglese. Cristina Hansen? Cristina Hansen. Sentimental Song. Questa venne che parlava inglese. Io ho detto, mo ci parlo inglese pure io. No? Poi ho detto uno sfonnone. Ho scoperto che era romano. Che cazzo, dillo prima, no? Perché no, io volevo dire di tenere su la faccia, no? E mi è venuta a dire stand up the face. Quella si è riportata verso il padre e ha detto stand up the face. Ho detto, ma questo è del quarticciolo. Ti ricordi qua mattina che venne male? Erano le 10:30, 11. Entra, tu stavi sulla scrivania, quella che stava dava finestra su Viale Carso, io stavo su quell'altra, no? Che stavamo messi. Sì. E a un certo punto Malle fa, ieri sono andato. Sì. A vedere Greystock, l'ho aggiunto di Tursen.
No, mi fa Roberto, ieri sono andato a cinema a vedere George il Gresto. Ma ci ho guardato e ho detto, che sei da vedere? George il Gresto. E chi cazzo è Tarzan? Era Tarzan di Gresto. George il Gresto. Che voce che c'ha Malle però. Sì, vabbè, poi abbiamo provato pure a cambiargli nome. Sì. Però se volevi far incazzare sai che dovevi dire. Mi canti Furia. È vero. Andavo su Avete rotto il cazzo. Mannaggia la miseria. Vabbè, poi tante storie sono legate anche a produzioni televisive, perché poi la Baby Records si affiancò alla Televis per dei programmi televisivi che abbiamo fatto, tu ti ricordi bene, Federico? Ti ricorda pure Alessandro? Beh, pure. Lì poi fu proprio aprirsi in tanti aspetti, perché poi si inventò sta cosa del baby show, che tra gadget e teletrasmissioni, cioè faceva di tutto a Baby Records. E poi era Love and Business. Love and Business, sì. Love and Business, sì. Baby Show, mi sembra che era in network su Junior TV. Junior TV. Ragazzi, Junior lì TV. ci stanno due nomi forti, C'ho due nomi forti lì, Dilli. Bruno Conti e Maradona. E che Maradona. E che se lo ricordate? Maradona non c'eravamo noi. Bruno Conti c'eravamo pure noi. Maradona no. Maradona non c'era. Il sogno dei bambini. Nel programma era ogni bambino un sogno e andavano a trovare un. Sì, vabbè, però puoi fare. Già ho preso un anno senza condizionale con questi 20 minuti. Io dico, ho preso già un anno che condizionale con questi contenuti che abbiamo detto adesso. No, eviterei, insomma. 1+1. Ne parliamo più avanti, dai. Esatto. Il problema è che forse più avanti ci sarà più gente che ci ascolta. Oh, santa miseria. Siamo sicuri di quello che stiamo facendo? Faremo i bravi. Questa adesso. Sì, funziona. A bocca un'amica mia. Io devo far firmare una carta, però. Igienica. Che tu mi hai costretto. Perché io non volevo. Poi io. Tu veramente volevi scrivere un libricino, da quello che mi ricordo. Ma piccolo! Ma piccolo. Poi è successo che l'ultimo di Don Brown, Dan Brown. Il mattone? Cioè, è un pezzo così, si chiama L'ultimo segreto. 4.000, 2.500, 700 pagine. No, ma poi te che? Cioè, sono finiti i preti cattivi, sono finiti i diavoli, ha cominciato con la mente che sì, parla di parapsicosi e la quantistica, ma c'è il mal di testa, ancora lo devo finire, già sto vicino al suicidio. Ma sei arrivato oltre la metà? Sì. No, dico del suicidio, sei arrivato oltre la metà. No, sto in piena depressione. Per cui perché proprio non lo capisco. A un certo punto Robby, che stiamo a provare una trasmissione. Parlavo con Tuzia Wally, che mi dovevano dire che è tutta sta caciara che state a fare. Zia Wally! Ma quando mai non abbiamo fatto caciara? Sì, infatti quello è il discorso. Zia Wally, quello che stava a fare corista ai prove di Sanremo. È vero. La grande corista di Albano e Romina a Sanremo, sta scherzando. Senza quello non avrebbero vinto. Non avrebbero vinto. Che grazie quando ha detto dai mi serve per la posizione, dici ma io non so cantare, mia madre ha detto ma mica devi cantare, ti metto solo lì fermo per vedere le posizioni. No.
Tu adesso stai sminuendo sul Parco di Sanremo a fare coriste. Tu stai sminuendo l'opera di Zia Wally. Sì. È vero. E non lo devi fare. Non lo devi fare. Perché lì becchi la denuncia da me, Guarda il dito accusatore. Ma che è rosso? Sì, è il click de 1.000 euro da 3 anni a sta parte, no? Ortacci, mi si era gonfiato. Ho dovuto fare un po' di esercizio fisico per rimetterla a posto. Sento, buono che te viene i crampi. Ma te lo faccio pure Cormigno, va. Guarda che roba. Che è? Oh, a me mi si chiamano i paesi, Ma apri un canale, no? Di fitness. Fammi aprire qualcos'altro. Comunque, vabbè, ragazzi. Basta, perché non si può di tutto oggi. No, vabbè. Il tempo è quello che è. Eddie Huntington. Ci racconterai Eddie Huntington. Denaro. denaro. Denaro andiamoci piano che vive a Malaga, ci mette 2 ore a me venire a menare. A lui. E queste sono cose che non riguardano noi. Ma che solo io a galera, almeno a te te vengono a menare, almeno. No, vabbè, io direi, per quanto mi riguarda, se dovessimo partire da quel giorno lì, poi ci fu l'esploit di Gazebo con Like Chopin, per cui è stato un bel momento. Arrivando la corista di Sanremo. Tu c'eri a Gelato al Cioccolato già? Ma devi entrare dentro. No. Eccola, c'è pure la corista di Sanremo. La corista di Sanremo. Oh, sì, la corista di Sanremo, eccola. Che ballerina nel video di Gelato al Cioccolato. No, basta, ha fatto anche la ballerina gelata al cioccolato. Ha fatto pure la ballerina gelata al cioccolato, è vero? Sì, in bikini su... In piscina. Era? In piscina? In piscina. Gelato al cioccolato? Sì, ma io mi ricordo benissimo. In bikini? Era bellissima. Era. A quei tempi. Ciao, mia Zia Wally, sei sempre bella. Grazie. Però ti devi abbassare, se no non ti sembra Zia Wally. Ci credo, è l'amore che portate a me, ecco perché mi vedete bella. E a me va bene, guarda, mi sta benissimo. Vedete, io posso stare seduta così? No, appoggia da me. No, ma non vado di là. Se ne va. Ha detto Ciao, belli. Ciao. Mamma. Ciao artista. Ciao amore del zia. C'ha 61 follower su TikTok, mica uno. Io? C'è 61 persone che ti seguono. Sì. Oggi ne sono arrivati in altri 5. Io sul telefono. Ti faccio vedere, dopo ti faccio vedere. Capito? Questo è proprio boomer in TV, c'è No, questa è vietata ai maggiori. Vabbè, raga, perché ce lo dobbiamo dire? Siamo boomer, ammettiamolo. Appuntamento allora al prossimo disco che tira fuori Federico. Tira fuori pure LP. Tiriamo fuori qualche cazzo. Tira fuori pure LP, Perché ricordiamoci, sono tutte cazzate, Sì. No, non stiamo scherzando. Ma te pare che si fatto è riferimento a persone esistenti, casuale e inventato? È di fantasia. Fantasia. Sì, sono prodotti di fantasia. Ci ha chiamato la Disney a noi. Per fatta stronzata. Va bene, cari.